A complemento della conversazione che abbiamo fatto nella puntata di Auto da Fè di ieri con Max Del Papa e con il professor Bagnai, torniamo su quei temi con le considerazioni del professor Bagnai sull'Unione Europea, il nuovo bilancio che ci vampirizzeranno un poco, e sulla questione del replay di Mani Pulite, corruzione, giustizia, bene del popolo, questi gli argomenti. Buon ascolto. Allora, riprendo rapidamente l'argomento di questa mattina, perché non avevo neanche fatto in tempo a dirvelo che poi si è materializzato quello di cui parlavamo, cioè se ne è uscita la signora von der Leyen, ha presentato, insomma, ha avviato l'iter del nuovo quadro finanziario pluriennale con una serie di cose che potreste aver visto, non so, dalle agenzie di stampa, però magari voi sfuggite a questa sfortuna della tirannia delle agenzie di stampa, le potrà dire la televisione, insomma. Quindi esce questo nuovo quadro finanziario pluriennale dove il discorso è che il bilancio dell'Unione Europea, che sono soldi che fondamentalmente noi, cioè voi, conferite a questo organismo sovranazionale, prevederà varie cose. In entrata prevede una cosa abbastanza, come dire, infelice, che è una nuova imposta sui redditi delle imprese, d'accordo? Che dovevano essere le grandi imprese, ma è interessante vedere come erano classificate queste grandi imprese, perché erano classificate come quelle con fatturato sopra ai 50 milioni di euro. Ora c'è un po' magari da contestualizzare, nel senso 50 milioni di euro cambierebbero la vita di molti di noi. Io non so se una persona la cui vita non fosse cambiata da 50 milioni di euro avrebbe abbastanza tempo o voglia di starmi a sentire, credo di no. Quindi 50 milioni di euro in tasca a una persona sono una cosa abbastanza importante. Come fatturato di un'azienda va un attimo contestualizzato. Adesso magari appena mi fermo da qualche parte vi do qualche statistica, tant'è che si sono vergognati e l'hanno portato a 100 milioni di euro, che secondo me è sempre una cifra che non consente di parlare oggettivamente di grandi imprese, perché le grandi imprese fatturano miliardi e quindi comunque c'è da fare un discorso di ordine dimensionale, ma c'è anche da fare un discorso di principio, cioè sostanzialmente l'Unione Europea si sta arrogando il diritto di mettere delle imposte dirette, imposte sul reddito. D'accordo? Siamo partiti che campava di contributi e di una parte del gettito di imposte indirette come l'IVA e le accise, e stiamo arrivando al fatto che tira fuori dal cilindro un'imposta diretta, il che significa che il prossimo passaggio sarà che nella vostra IRPEF, oltre all'addizionale regionale, vi troverete da un giorno all'altro l'addizionale europea, perché questi devono fare la guerra alla Kamchatka o perché questi devono tappare i buchi che hanno aperto nel loro bilancio con le loro scriteriate politiche finanziarie basate su previsioni non realistiche circa il prevedibile andamento dei tassi di interesse. Ed è una cosa assurda, già questa. Poi naturalmente è stato affermato quello che vi dicevo questa mattina, ma non ve lo dico perché sono bravo, cioè la mia bravura non è nel prevedere, la mia bravura è nell'ascoltare le persone che stanno lì e che nei corridoi sentono quello che sta per succedere. Ve lo voglio dire, non c'è nessuna palla di vetro, c'è la credibilità acquistata con il lavoro fatto sul blog, con il lavoro di divulgazione che mi ha fatto conoscere tante persone, fra cui tante persone che lavorando lì sanno verso che direzione si sta andando. E una delle direzioni verso le quali si sta andando, ve l'ho annunciata questa mattina ed è adesso palese, ed è quella del criterio dello Stato di diritto per l'erogazione dei fondi. Ora, Stato di diritto, che cosa può significare in una zona come l'Unione Europea, dove fra l'altro convivono ordinamenti tutto sommato anche dal punto di vista del giuridico abbastanza eterogenei, perché ci sono ordinamenti di civil law, c'erano ordinamenti di common law, adesso non so l'Irlanda
come si colloca, ma credo che sia un pochino più articolata sul sistema anglosassone, si è dappertutto permeati da questa putrida soft law che si insinua dappertutto. Qual è il diritto? D'accordo? Già è difficile capirlo. Come è difficile capire cosa sia lo Stato di diritto. L'unica cosa che si capisce è che non è Stato di diritto quello che sta antipatico ai governanti europei, quello che, essendo una critica dell'eurosistema, del sistema europeo, d'accordo, non dell'eurosistema che è il sistema delle banche centrali, se no poi dopo, diciamo così, qualcuno si preoccupa. Dormite sonni tranquilli. Essendo una critica del sistema attuale, quello che ci ha dato delle priorità fallimentari. Scusate, ma per esempio, ma l'ideologia green ci ha fatto del bene? Parliamone, no? Ha portato la Spagna al blackout con i risultati che abbiamo visto, ma ha fatto il deserto industriale. Perché ha fatto questo deserto? Perché i tedeschi pensavano di essere più intelligenti dei cinesi e pensavano che convertendo al green, all'elettrico, il loro sistema dell'automotive l'avrebbero fatto sopravvivere. Invece hanno ammazzato anche le loro aziende, le loro migliori aziende. Avete visto la Jaguar che bagno che ha preso? Ecco, vabbè. Allora, voglio dire, possiamo dire che questo non va bene? No, perché non tanto se lo dici, ma se ne trai le conseguenze, quindi voti per dei partiti che vogliono cambiare questo sistema, ecco che scatta la critica del non essere conformi allo Stato di diritto, alla rule of law, che non si sa bene che cosa sia, d'accordo? Però si sa come funziona. Come funziona? Funziona che in Germania, se sei tesserato di Alternativa per la Germania, ci sono degli stati tedeschi che ti sostanzialmente licenziano da posti pubblici. Non puoi avere posti pubblici se appartieni a un determinato partito, che è una cosa enorme. Avete sentito l'Europa criticare questo atteggiamento di discriminazione in base alle opinioni politiche? No, anche perché qual è l'atteggiamento che si deve avere nei riguardi della discriminazione? La discriminazione è tale, come ci ha spiegato la Commissione Segre nei suoi lavori, solo se colpisce dei gruppi target. Ora, siccome l'elettore di destra non è un gruppo target, lo puoi discriminare senza che ciò sia discriminazione. Capite perché io ero così attento a seguire i lavori della collega, insomma, che poverina si è fatta strumentalizzare. Io non la critico, capisco tutto e rispetto soprattutto la sua esperienza. Sta di fatto che questa cosa è diventata una cosa pericolosissima, si sono aperti dei precedenti pericolosissimi. Ora, in un sistema in cui lo Stato di diritto è questa roba qui, cioè se sei con me va bene, se sei contro di me ti privo dei diritti sociali più elementari, ti privo del diritto al lavoro, no? Ma vi rendete conto che cosa significa per un paese contribuente netto, d'accordo, immaginare che il bilancio europeo si basi sullo Stato di diritto? Significa una cosa molto semplice, che noi diamo 10 miliardi e ce ne riprendiamo 5. Questo è più o meno nella media quello che è successo finora. Bene, allora vuol dire che noi adesso diamo 10 miliardi e ci riprendiamo, vero? Dovete leggere il labiale, no? Ecco. È imbarazzante, sinceramente. È imbarazzante e anche molto preoccupante. E d'altra parte che si vada in quella direzione lì si è visto, perché la PAC mutilata, l'FSC, anche, come dire, l'ala più europeista di certi partiti che magari pensavano di essere fatti o di essere radicati in regioni dove, siccome si era tanto bravi e produttivi, si poteva andare d'accordo, no, con i tedeschi, perché una faccia una razza niente, ti tolgono i fondi di coesione, ti tolgono i fondi con cui tu fai le belle fioriere, no? Il bel debito buono produttivo, ti tolgono tutto, cioè in inferno nulla est redemptio, cioè non sono quei due pazzerelli di Borghi e di Bagnai che sostengono delle cose che gli economisti bravi come Boldrin, Bisin, Manfrin, Frignin, che tutti quelli in
non avallano con il loro riverito giudizio di economisti che hanno studiato altre cose, per cui che cosa cazzo ne sanno di economia monetaria internazionale, ma in generale di macro non ne sanno niente, fanno della simpatica matematica per nerd autistici, va benissimo, è una cosa che accademicamente paga, meraviglioso, cioè ci sono sempre le civiltà più raffinate hanno sempre pagato delle persone per fare delle cose inutili e va bene così, però non sempre si sono affidati al giudizio di queste persone per condurre poi affari pratici. Quando l'hanno fatto si sono estinte. Ecco, però va bene così. E questa è la situazione, cioè quello di cui parlavamo stamattina come eventualità imminente, questa sera si è materializzato. E quindi, ricapitolando, si arroga il diritto di tassare le imprese, d'accordo, il reddito di impresa, e, punto secondo, l'Unione Europea mette un piede nella porta del regime perché si arroga il diritto, di fatto ventila l'ipotesi di utilizzare come strumento di ricatto finanziario nei riguardi dei paesi che siano dissenzienti l'erogazione dei fondi europei. Quanto possiamo reggere una situazione di questo tipo? Quando è che decideremo che invece di dare 10 e riprendere 5, ci teniamo 10 e poi, se non vi sta bene, fateci causa? Quando è che prenderemo questa saggia decisione? Un giorno tanto la prenderemo, perché questo sistema non va bene per noi, ma va ancora peggio per loro. Questo è il paradosso dei paradossi. Almeno, diciamo così, lavorando in questo ambiente truccato e malsano, sti 4 cialtroni riuscissero a, come dire, prosperare almeno loro, invece no, stanno uno in recessione e l'altro sull'orlo della guerra civile, perché se Beirut fa la finanziaria che vuole fare, il giorno dopo non c'è il governo. Quegli altri stanno in recessione, si stanno avvitando su se stessi, adesso c'è questa cosa di far ricostruire i carri armati che fra l'altro è pericolosissima, cioè indipendentemente dal merito, noi certo che dovremmo curare molto di più la sicurezza del nostro paese, l'Italia, ma vi rendete conto di cosa significa buttare un pozzo di miliardi per ristrutturare l'economia tedesca avviandola alla produzione di armi? Cioè qui siamo in epoca assolutamente pre-prima guerra mondiale, qui stiamo parlando di Krupp, di quella roba lì, ok? Ecco. Boh, cosa volete che vi dica? Pare che vada bene così e facciamocelo andare bene così. Buona serata e continuate a seguirmi per altri trucchetti europei, come dicono gli influencer. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Buongiorno. Allora, ascolto, quando accendo in giro la chiavetta, parte la radio, parte la rassegna stampa, mi viene un conato di vomito e mi rivolgo allora a voi. Il conato del giorno è dedicato a, paradossalmente, una affermazione riferita a una vicenda di cronaca con la quale io sarei anche concettualmente d'accordo e potrei avere anche degli elementi per essere d'accordo, ma che mi fa venire un conato di vomito perché viene, diciamo così, tirata fuori questa affermazione, più in generale questa visione equilibrata, di fronte a un caso di cannibalismo, perché, diciamo, parliamoci chiaro, io rispetto tutti gli ordini dello Stato a partire da quello a cui appartengo, il potere legislativo, che invece viene vilipeso da tutti, ma il fatto che la magistratura inquisisca o comunque abbia a che dire sulle vicende di una giunta di sinistra è il tipico uomo che morde il cane, cioè fa veramente notizie.
La giunta è quella di Milano, le vicende sono legate al settore immobiliare e allora naturalmente che cosa succede? Succede che siccome la magistratura di sinistra attacca una giunta di sinistra, la stampa di sinistra, cioè la stampa e basta, diciamo, con 3 eccezioni che poi sono anch'esse a geometria variabile, perché, diciamo così, cerchiamo di, arrotondando all'intero più vicino, no? Se lo 0,9 della stampa è di sinistra, possiamo dire che il 100% della stampa è di sinistra. Allora la Filiberta di servizio, che non so come si chiami, non so, ma insomma dal tono, dalla voce molto, molto, molto piacevole, dall'eloquio molto posato, insomma si intuisce una education, diciamo, di rango, e quindi insomma l'appartenenza a certi circoli, allarga giustamente lo spettro della vicenda dicendo che quella di Milano, nel cui merito non sono neanche entrato, peraltro perché siccome me lo raccontano i giornali, diciamo, io, per me i giornali non esistono, quello che c'è sui giornali non esiste. La vicenda di Milano in realtà è un caso nazionale, il Salva Milano è un decreto che hanno voluto tutti, bisogna riflettere complessivamente su un modello di sviluppo, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè. Qui io vedo un argomento, come dire, peloso, cioè do per scontato che al 110% la stessa persona a parti politiche invertite avrebbe fatto un discorso totalmente diverso. Mi convince molto di più invece, anche in base alle informazioni che ho, insomma, l'atteggiamento di Capezzone, che invece giustamente pone avanti l'esigenza del garantismo. Ma messa così com'è, no? Come la stanno le tinte fosche con cui ce la stanno proponendo sta vicenda, ma parlo esclusivamente dei titoli dei giornali. Qua insomma sembra proprio che insomma sono quasi i toni, per chi se li ricorda, di quella operazione di regime change che poi fu Mani Pulite, che scoppiò non a caso a Milano, nella capitale morale d'Italia, no? Perché insomma dove se no mi viene da dire. E allora io volevo fare una riflessione in realtà riferita non tanto all'attualità, se non per questa cosa estemporanea che mi viene un conato di vomito quando vedo persone che sarebbero forcaiole con un sindaco di destra scoprirsi garantiste con un sindaco di sinistra, mentre ammiro le persone che riescono ad essere in un contesto simile garantiste in utroque, d'accordo? Come Daniele. No, volevo fare un attimo una riflessione più di spessore storico, nel senso che mette insieme molti anni. Guardate quello che è successo negli ultimi 33 anni ormai, che sono gli anni di Nostro Signore, come ben sapete. Questo calvario della politica italiana ormai ha una lettura, direi, molto, molto ovvia, che non è una lettura, diciamo, complottista, è una lettura materialista, oggettiva. Voi cittadini giovani, ma soprattutto voi cittadini meno giovani, che cosa ritenete di aver conseguito facendo la guerra ai vostri rappresentanti? Va meglio l'Italia 30 anni dopo l'attacco di Mani Pulite? C'è meno corruzione? C'è più efficienza? Avete più voce in capitolo nelle scelte che vi riguardano dopo 30 anni di attacco al potere legislativo?
come dicono gli influencer, diciamo, mettete la vostra risposta nei commenti, diciamo. Io questa percezione sinceramente non ce l'ho. Diffido tantissimo, si potrebbero cercare risposte quantitative, no? Per esempio l'incidenza dei reati corruttivi dopo che abbiamo sgominato il mostro di Mani Pulite, abbiamo introdotto tutta una serie di ipotesi di reato, fra cui il traffico di influenze, abbiamo creato un'autorità indipendente per la verifica della regolarità dei contratti che abbiamo chiamato autolesionisticamente anticorruzione. Dopo tutto questo uno potrebbe andare a guardare le statistiche sulle fattispecie criminose che si intendeva combattere in questo modo, che sono comunque statistiche riferite principalmente, per ovvi motivi, a fattispecie sommerse e che quindi proprio per questo difficilmente sono misurabili, e quindi anche lì, ma vi potrei fare questo educated guess con tutte le riserve che si possono avere sull'attendibilità di queste statistiche. Io darei quasi per scontato che non si veda un enorme cambiamento di struttura da quando è arrivata la stagione dei novelli Savonarola. Ecco, non credo, però può darsi di sì, anzi anche questo, se avete indicazioni in merito e le volete condividere qui o sul blog, tanto poi ne parlerò anche sul blog, va bene così. Cioè l'unica cosa che Erpopolo ha ottenuto cercando di sminuire le guarentigie dei suoi rappresentanti è stato contare di meno. E Erpopolo, poverino, che insomma è fatto di tante persone che hanno ognuna una propria visione del mondo e una propria volontà, e naturalmente in democrazia è opportuno che si cerchi di tutelare tutte queste sensibilità, ma queste sensibilità naturalmente diventano determinanti, non so se ci avete mai riflettuto, quando fanno massa critica, cioè quando tante persone pensano la stessa cosa e pensano che sia una figata pensare quella cosa, e quindi riescono a dare a quella cosa il crisma di un catalizzatore di consenso. Ora, che cosa ha coordinato l'odio degli italiani contro i loro rappresentanti? Chi ha coordinato l'odio degli italiani nei riguardi dei loro rappresentanti? Chi ha permesso a tanti soggetti individuali, tendenzialmente scoordinati gli uni dagli altri, di coordinarsi in questo messaggio di odio, le monetine a Craxi e tutto il resto? Chi è stato materialmente a portare avanti questo snodo essenziale perché lo smantellamento delle guarentigie del potere legislativo diventasse operativo, si traducesse in norme? Sono stati i giornalisti, gli operatori informativi. Sapete benissimo che c'è appunto un testo, la casta, no? La casta poi è fatta di quelle persone che oggi, dopo avervi preso in giro e avervi raccontato delle loro fake truth, sostanzialmente, campano con delle laute pensioni retributive a spese vostre, perché nel frattempo mentre voi avete il contributivo, gli autori di questo bel progetto, di questa bella PSIOP, sono tutti per lo più a regime retributivo, con pensioni molto superiori alle vostre, rapporti di sostituzione superiori ai vostri. Il rapporto di sostituzione è quello fra l'assegno pensionistico e l'ultimo stipendio percepito, tanto per essere chiari, a carico dell'INPS. Cioè questi hanno fatto un capolavoro, vi hanno prima di tutto detto che amputandovi un arto avreste giocato meglio a tennis, e poi si fanno pure pagare da voi per avervi fatto questo gran bel favore, d'accordo?
E non è perché voi siate coglioni, perché in quel pacco c'ero anch'io. Io sono parte della classe politica e appartengo al legislativo da, come ben sapete, 7 anni, dal 2018. Però chi mi seguiva da prima sa che io ho sempre diffidato della retorica della casta, cioè ho sempre sostenuto che chi voleva indurre il popolo a sminuire il raggio d'azione e quindi anche le tutele dei propri rappresentanti, tutele in particolare contro altri ordini dello Stato che invece contrappesi non ne hanno, come per esempio la magistratura, e anche un ordine dello Stato che non dovrebbe essere un potere, perché Montesquieu parlava di 3 poteri, non di 4, cioè non prevedeva che un colle di Roma fosse un potere dello Stato, però nei fatti lo è, quindi insomma è anche lì, a norma di Costituzione non ci possono essere contrappesi, perché a norma di Costituzione non c'è responsabilità, o meglio non ci sarebbe se quell'organo rimanesse nell'alveo delle sue attribuzioni, cosa che non fa, questo lo sappiamo, ma insomma, ecco, voi sapete che anche quando mai avrei pensato, né tantomeno voluto, perché non lo volevo, diventare un esponente della vituperata classe politica, non perché mi spaventassero i vituperi, ma perché credevo di non essere adatto, credevo che il mio ruolo fosse più quello di animare un dibattito dall'esterno, sapevo che avrei subito dei condizionamenti se mi fossi aggregato ad una classe, ad un partito politico, il mio messaggio sarebbe sembrato partigiano, influenzato dall'ideologia e quindi meno credibile. Signore, posso entrare? Oddio. L'accoglienza. Va bene, anche in quel periodo storico lì, d'accordo, come diceva la collega Taverna, era un periodo differente, ma le mie idee erano le stesse. Ero molto diffidente nei riguardi di chi, come per esempio i grillini, si adoperava per sminuire le prerogative parlamentari riportandole sotto la categoria del privilegio, della casta, eccetera, eccetera, perché vedevo in questo un'operazione molto regressiva e il risultato dell'indebolire il Parlamento da parte di quelli che lo assimilavano ai famosi poteri forti di cui parlano i terrapiattisti. C'è un account su TikTok che è fenomenale in questo senso, è proprio l'ortottero standard. Il risultato è stato appunto quello di mettere tutti noi in balia di alcuni poteri meno deboli di altri. Quindi su questo una riflessione bisogna farla, la stiamo facendo con Claudio, lo stiamo facendo con altri. So benissimo che è una riflessione impopolare, ma noi non possiamo sostituire, diciamo così, un grillismo, diciamo, con un altro grillismo. Cioè bisognerà cominciare prima o poi a dirle le cose giuste. Cioè, qui i casi sono 2, o veniamo messi in condizione di lavorare senza il condizionamento di organi che esondano da quello che sarebbe il loro, come dire, compito e il loro mandato costituzionale, oppure, punto primo, non ci venite a chiedere la Luna, perché la Luna non si può avere in queste condizioni e non si può avere neanche l'asteroide. E punto secondo, non lamentatevi del fatto che Bill Gates, Soros, Schwab, no? Tutti questi mostri che vi siete creati e che oggettivamente sono l'emblema, ma anche qualcosa di più dell'emblema di un certo modello di organizzazione della società, prevalgano, perché siete voi che avete voluto che prevalessero.
Avete